Avevano scelto una festa di compleanno in una casa di Carbonera per mettere a segno il loro colpo, ma non avevano fatto i conti con i carabinieri che nella notte tra sabato e domenica li hanno bloccati nei pressi della stazione di Treviso. I militari durante un normale controllo hanno notato 4 giovani tra i 18 e i 19 anni aggirarsi intorno ad uno scooter. Quando si sono avvicinati, i ragazzi hanno tentato la fuga gettando in un canale le chiavi del mezzo. Lo scooter era stato rubato 2 mesi fa al padre di uno dei giovani che è stato arrestato. Un successivo controllo ha permesso ai militari di trovare nel sottosella del ciclomotore diversi oggetti. Sono stati rinvenuti degli oggetti e degli abiti che erano stati rubati poco prima nel corso di una festa privata a Carbonera. C'era una macchina fotografica digitale, una collana, un bracciale, c'erano anche una felpa e un giubbotto che 2 di loro indossavano durante il controllo. Parte della refurtiva, del valore complessivo di circa 1 migliaio di euro, altro non era che regali fatti ai 2 festeggiati dagli invitati al ricevimento, al quale il gruppetto aveva preso parte pur non essendo invitato. Si sono imbucati, dopodiché sono stati mandati via e con una pistola scacciacani che poi è stata rinvenuta insieme a altre 2 giocattolo, insieme alla refurtiva, hanno esploso un colpo in aria per poi allontanarsi in 3 sullo scooter. Un 18enne di origini ivoriane, residente nel Trevigiano, un suo coetaneo e un 19enne, entrambi di origini marocchine e residente nel Padovano, tutti e 3 cittadini italiani, sono stati arrestati e successivamente rimessi in libertà in attesa del proseguo delle indagini, mentre un 18enne di origini marocchine è stato denunciato a piede libero. I reati contestati ai 4 sono furto aggravato e ricettazione.